Eder, Mech, Pallister. Quando sono venuto a casa io, anzi non ho notato, ho mangiato qualcosa che ho cucinato in fretta, ho sentito trillare il telefono, ho risposto però non ho sentito niente, non è che ho sentito pronto così. Il telefono di chi? Di mia moglie, erano qua vicino dove sono io, c'è un banchetto dove lei appoggiava i telefoni. Ho pensato che avesse dimenticato i telefoni a casa, io non avevo idea che lei si fosse allontanata. Di conseguenza ho ripreso le mie cose, sono andato a farmi sti giri in bici, queste cose qua, che volevo provare sta GoPro che avevo preso, che ero molto entusiasta. In un mondo che non conoscevo, perché il video per me è sempre stato un mistero, non riesco mai a venirne fuori, sono affascinato però non ho la competenza giusta. Io non sapevo se lei è uscita, per me lei mi aveva detto la mattina che avevamo fatto la colazione, mi aveva detto che andava in città, andava a cercare questi suoi ex compagni di lavoro, amici, amiche che frequentava per andare a bere un caffè, perché chiarare un po', e che forse sarebbe andata in cimitero. Queste cose qua veramente mi lasciano sotto shock. Forse era stanca perché eravamo in sauna tutto il giorno, forse si era un po' stancata. Comunque, è la prima volta che sento anche parlare questo signore qua. Lei può darsi anche che ci siamo visti, ma tantissimi anni fa, quando andavamo a vedere le gare sul Carso, a Basovizza, di qua e di là, lei incontrava i suoi amici che correvano ancora, che anche questo signore, l'unica cosa che non avevamo era problemi di soldi, perché comunque eravamo gente che comunque non spendeva, sì, facevamo i viaggi o andavamo di qua e di là, però sempre in alberghi di poco costo. Io ho visto il suo conto in banca perché mi hanno chiesto di guardare se c'era qualche lettera, qualcosa. Sono andato per la prima volta a rovistare il suo cassetto, che non ho mai aperto, i suoi cassetti, il suo armadio non ho mai aperto, non ho mai voluto mettere le mani dentro. Ho trovato una scatoletta perché lei mi diceva sempre se ti servono soldi, una cosa e l'altra, che c'è qualcosa da pagare, vai lì, ci sono soldi. Infatti ho trovato 3.000 euro quasi tra una cosa e l'altra, perché lei era molto meticolosa. Un bigliettino con scritto. Quando ieri ho sentito che lei addirittura per trovare qualche indizio, qualche cosa riguardo sua moglie nei suoi armadi, ha addirittura chiamato una vicina, un'amica che guardasse lei. Io questo glielo dico umanamente, non lo capisco. È la mia natura, per me le cose sue sono sacre, sono sacre. Cioè ancora adesso io non riesco a aprire un cassetto qua e là perché è il suo mondo. Cioè, secondo me lei non aveva segreti. Se non aveva segreti, allora conoscevi la relazione con Claudio Sterpin? Ma questo è un segreto talmente grande che dico, io e mia moglie avevamo sempre condiviso tutto, parlato di tutto, e questa qua è una cosa che mi lascia, cioè questo rapporto con questo uomo qua, che lei va lì e che nessuno sapeva, è una cosa che mi sconvolge, non ho soluzione, non riesco a trovare l'aggancio, le cose, non ho nessuna voglia di andare a vedere. Le cose verranno fuori da solo, io spero di trovare la verità, di sentire la verità e sapere il perché di queste cose qua. Secondo me comincio a pensare che lei era spaventata da questo signore qua. Io gli ho telefonato, gli ho detto scusa un attimo, sono Sebastiano, sì ci conosciamo, qua e là, una roba e l'altra. Ho detto io non mi ricordo, comunque adesso la mia memoria, ti dico, però dai suoi telefoni io spero che la polizia acquisisca di queste cose qua.
cosa ha parlato lei, da quanto tempo, si saranno sentiti i telefoni, il tono di voce. E quello che ho parlato io è una cosa brevissima, che io sono andato subito in questura, io sono andato subito in questura, ho fatto questa segnalazione e che mi sono trovato di fronte a questo signore che telefonava. Allora, ho visto anche delle chat, sarà la polizia che poi dirà. Esatto, sì. Guarda. Ma tu. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.